Nella serata di ieri i carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un cinquantenne riberese già noto alle forze dell'ordine perché coltivava una vera e propria piantagione di marijuana. I militari dell'Arma non hanno mai interrotto la loro azione di controllo del territorio riberese, nemmeno in questo periodo di pandemia, e grazie ai controlli svolti nelle aree di campagna limitrofe più remote hanno individuato una vera e propria serra incontrata Torre, che ha attirato la loro attenzione, e per questo hanno deciso di approfondire la questione. Nei circa 70 metri quadrati coltivati, i militari hanno rinvenuto decine di piante di marijuana, già adulte e alte circa 1,5 metri, pronte per la raccolta. Durante la perquisizione vicino alla serra sono state trovate inoltre 10 piante in essiccazione, dalle quali il pusher del pollice verde avrebbe potuto ricavare le dosi da spacciare sul mercato locale. I militari dei carabinieri in nottata hanno provveduto al taglio e al trasporto delle piante, sequestrandole. I carabinieri calcolano che tutta la marijuana rinvenuta si aggira intorno ai 30 kg e che, se vendute in dosi al mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. Il proprietario della serra, un cinquantenne di Ribera, già noto ai militari, così come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.